siamo spostati a Sacile, siamo in provincia di Pordenone in realtà, ma ancora diocesi di Vittorio Veneto. Io sono all'interno della biblioteca del Centro Studi Biblici di Sacile. Oggi vogliamo proprio raccontarvi la storia e le attività di questo centro. Il Centro Studi Biblici di Sacile fu fondato nel 1976 dal professor Giuseppe Scarpat, esperto biblista, e Monsignor Pietro Mazzarotto, allora parroco del Duomo di Sacile. Inizialmente fu una risposta all'esigenza di formazione del clero dopo il forte richiamo del Concilio Vaticano II. Presto però diventò un punto di riferimento anche per i laici e la loro sete di conoscenza e approfondimento dei testi biblici. Diretto dal professor Scarpat fino al 2001 è poi passato sotto la direzione del biblista Monsignor Rinaldo Fabris. Nel 2002 ha ottenuto il riconoscimento di organismo culturale di rilevante interesse dalla regione Friuli Venezia Giulia. Presidente del Centro Studi Biblici fin dall'inizio è Monsignor Mazzarotto. Allora, con Don Piero, che è un po' l'anima e anche il cuore di questo centro, cerchiamo di capire qual è stata l'origine, come è nato il centro Studi Biblici e con chi naturalmente. Sì. Possiamo dire che è nato in una maniera anomala, nel senso che fondatore, diciamo, colui che lo ha lanciato, diciamo, a livelli anche notevoli, è il professor Scarpat, che non è un sacerdote, è un laico. Quindi, per così dire, il fondatore. Io ho detto a lui: tu sei la mente e io il braccio, ecco, ti do una mano. Ma il fondatore vero e proprio è il professor Scarpat, che è umanista, che è editore di Paideia e che è anche, diciamo, competente in scienze bibliche. Quindi praticamente ci siamo incontrati, dunque ci conoscevamo da bambini, lui è più vecchio di me un po', ma è originario qua di Polcenigo, ecco perché diciamo, il centro sorge a Sacile, perché era vicino un po' alle sue origini. Poi sono stato nominato parroco qui e quindi praticamente ci siamo trovati in questo connubio anche territoriale, che era caro a lui e anche a me, no? Ecco. Però ci siamo rincontrati, perché lui ha avuto una carriera universitaria intensa, notevole. Ci siamo rincontrati all'inizio degli anni 70, ecco, in un'occasione, ecco, cara a lui e cara a me, è venuto fuori il discorso degli studi biblici, che lui ha sempre curato, dirò dopo in particolare se c'è l'opportunità. E ho detto, eravamo appena dopo il concilio, qualche decina di 10-15 anni, dunque il concilio è finito nel 65, 10 anni dopo, no? Ecco, e è venuta fuori l'idea di fare qualcosa, perché stava a cuore a lui molto proprio la formazione biblica dei sacerdoti. Ai nostri tempi, i sacerdoti preconciliari, c'era tanta dogmatica, tanta morale, tanto diritto canonico, lo studio della Bibbia era relegato a 2 ore alla settimana, da mezzogiorno all'1, quando si era già un pochettino esausti, insomma, ecco. Quindi a lui stava a cuore portare i preti in biblioteca, far aprire loro il testo biblico, ecco. Lui era molto convinto di questo e naturalmente chiedo scusa per far questo, e dice bisogna che ci sia una biblioteca adeguata, attrezzata, ecco. E quindi era il suo punto fisso proprio questa biblioteca, che è stata voluta da lui, avviata da lui. Poi lui per 25 anni è stato direttore di questo centro, e poi ha passato la mano lui stesso al professor Don Rinaldo Fabris, che è tuttora il direttore scientifico. Senta Don Piero, quindi inizialmente nasceva per avvicinare i sacerdoti maggiormente a questo studio un po' più appassionato della Bibbia, poi in realtà è stato aperto anche ai laici, assolutamente. È partito proprio come destinatari primi, avendo destinatari privilegiati i preti.
si è aperto subito ai laici. Appunto, da 14 anni il Centro Studi Biblici offre anche questi corsi di aggiornamento per laici. Volevo chiedere a Don Piero che cosa spinge un laico ad approfondire la sua conoscenza della Bibbia, con quale spirito quindi si approccia anche a questo luogo. La consapevolezza di essere sprovvisto, di essere diciamo digiuno di tante cose, abbiamo prove continue. Ieri sera il professor Don Renato Desan ha detto proprio, ha citato quella frase, mi pare che sia di San Pietro, che dice rendere conto della speranza, ma dice per rendere conto della speranza bisogna studiare, bisogna conoscere, bisogna essere informati, non si può fare quello che si diceva anche prima del resto. Perché a Sacile lo ha spiegato già un po' prima Don Piero, e volevo anche chiederle però il rapporto che poi ha Sacile, ma insomma la diocesi di Vittorio Veneto e anche il Centro Studi Biblici proprio con la Terra Santa. Ecco, la Terra Santa è stato, diciamo, un bacino di arricchimento di testi, di presenze. Abbiamo fatto anche 2 corsi residenziali, uno a Betlemme e uno a Gerusalemme, quindi diciamo, la sala qua è intitolata Il Patriarca, siamo un po', diciamo, di casa, ecco. I nostri preti che sono laggiù, avete visto, si può anche testimoniare, documentare, ci mandano testi rarissimi che non si trovano in Italia, ecco, e quindi c'è questa collaborazione, insomma. Torniamo Don Piero un attimo sul professor Scarpat, che è stato un po' insomma colui che ha dato il via a questo speciale luogo. Sì, ma ha dato il via in precedenza a un'altra, diciamo, come si dice, iniziativa di divulgazione, di conoscenza, di promozione. La Paideia è la casa editrice fondata da lui laico, la casa editrice laica, perché ci sono case editrici di ispirazione cristiana, non so, Cittadella, LDC e tantissime altre case. Sono venute tutte dopo. Lui è stato il primo, credo di poterlo affermare, adesso non ho una documentazione puntigliosa, ma che sia stato il primo a far tradurre e a stampare con la sua editrice i libri diciamo, della teologia biblica protestante. Lui per tanti anni andava in vacanze a Tubinga e frequentava sia la scuola di teologia, la scuola biblica cattolica, come anche quella protestante. Alcuni nomi di biblisti protestanti li ha lanciati lui, diciamo uno per tutti, Jeremias, quello famoso delle parabole. E quando lui ha pubblicato quel testo là in greco e in italiano, 3 volumi documentati, il professor Don Romano Penna, che era un convegno nostro, ha fatto lui la presentazione e ha detto: noi biblisti non possiamo più prendere in mano il libro della Sapienza senza tener presente proprio lo studio, la ricerca, quello che ha prodotto il professor Scarpati. Le attività del centro sono pensate e scelte da un consiglio di direzione e un comitato scientifico composto da una ventina di persone tra sacerdoti e laici. Con Don Piero Anita abbiamo scoperto e approfondito un po' la storia del Centro Studi Biblici, che con quali obiettivi e con che tipologie di attività si propone appunto agli utenti. Ecco, innanzitutto gli obiettivi che erano quelli iniziali ma che si sono andati, diciamo, arricchendo nel corso del tempo. L'obiettivo è proprio di far conoscere la Bibbia a vari livelli, a livello di accostamento proprio per chi non sa nemmeno che cosa sia, a livello di studio abbastanza elementare, ma anche a livello di approfondimento esegetico sistematico. Allora, questo è l'obiettivo delle attività appunto che vengono promosse, che sono in realtà diverse, no? E diversificate. Sì, nel tempo si sono notevolmente diversificate proprio per rispondere alle esigenze, alle richieste, alle esigenze del territorio e anche per essere in sintonia con gli obiettivi che nel frattempo si erano rinnovati e arricchiti. Quindi una prima tipologia di attività riguarda proprio lo studio dei testi biblici, che realizziamo su 2 livelli, un livello più semplice, elementare, proprio di accostamento, che è fatto in gruppi di studio guidati da una persona più esperta e sotto la conduzione e il controllo di un biblista,
che si configurano in questa maniera. In 2 periodi dell'anno, in autunno e all'inizio della primavera o inverno-primavera, ci sono 6 o 7 incontri su o un libro della Bibbia o una parte di un libro della Bibbia che viene letto in modo continuo. Un secondo livello invece prevede ogni anno in novembre 3 mattinate di studio esegetico approfondito, sistematico, intenso su un testo, anche qui, oppure su una tematica, accedendo a testi diversi. Si rivolge a persone che già hanno una conoscenza biblica di base, frequentato soprattutto da sacerdoti della diocesi di Pordenone o di Vittorio Veneto, ma anche di altre parti, da diaconi, anche da laici comunque. Un altro tipo di attività che più cerca di incontrare la cultura del nostro tempo e di avviare un dialogo tra il messaggio biblico e la realtà odierna sono questi incontri di aggiornamento biblico-culturale. L'ultimo lo stiamo facendo in questi giorni e riguardano, per dire come tema, questo riguarda Città della Bibbia. È intitolato Città nella Bibbia da Babele alla Gerusalemme celeste e l'intento è proprio quello di andare a vedere come nella Bibbia la fede ebraica, ma poi successivamente la fede cristiana, sono riuscite a incarnarsi nella realtà cittadina, a dialogare col loro tempo, con i loro contemporanei, anche a trovare forme nuove di esprimere la propria fede. Altre attività sono dei laboratori di lingua che sono frequentati da gruppi, a dire il vero, abbastanza ristretti di persone, di lingua, di greco biblico, per poter accedere direttamente almeno ad alcuni testi nella lingua originale, e poi di lingua e cultura ebraica, proprio con lo stesso scopo di conoscere la lingua e di leggere. In prossimità del Natale ci sono dei momenti anche di lettura spirituale della Bibbia. Poi altre iniziative sono stati pellegrinaggi e viaggi studio in Terra Santa, cioè non solo il pellegrinaggio ma anche proprio dei corsi di studio veri e propri tenuti dai biblisti del luogo. Se si fanno ogni tanto, ovviamente non annualmente, e altre attività che vengono fatte di tanto in tanto, insomma, quando anche l'occasione si presenta oppure quando riusciamo ad organizzarle, sono o rappresentazioni teatrali su testi biblici o su tematiche tratte da testi biblici, così come abbiamo fatto degli incontri relativi alla musica, al cinema, alla letteratura, per vedere come questi altri aspetti del sapere si incrociano non tanto con il testo in senso stretto, quanto con quello che il testo biblico veicola. Unica nel suo genere nel Triveneto è la biblioteca del Centro Studi Biblici, che trova sede nello stesso palazzo Ovio Gobbi. Offre un'accurata selezione di testi a carattere biblico, pastorale e teologico e conta più di 13.000 volumi in italiano, tedesco, francese e inglese, oltre ai testi della Bibbia in ebraico, greco, latino, aramaico, copto, cinese e giapponese. Allora, 13.000 libri catalogati all'interno della biblioteca. Da dove arrivano anche alcuni di questi testi che arrivano da molto lontano? Sì, noi abbiamo una biblioteca giovane, è sorta nel 1976 con ideatore il professor Scarpate e Don Piero Mazzarotto, allora parroco di Sacile. Il primo nucleo della biblioteca noi l'abbiamo trovato, quello più il settore antico, l'abbiamo trovato il seminario di Vittorio Veneto, è una donazione del seminario di Vittorio Veneto, i libri più antichi. Abbiamo una Bibbia del 1543,
la più antica, è un simbolo soltanto, perché il nostro scopo non è di raccogliere Bibbie. Poi abbiamo commentari del 1600 e 1700, ma il nostro settore è soprattutto specializzato sul settore biblico moderno e abbiamo nel settore biblico è una delle più specializzate di tutto il Triveneto. Sono opere che non si trovano neppure nei seminari delle diocesi del Triveneto. Viene soprattutto consultata da specialisti, viene consultata da ricercatori universitari e ricercatori laureandi in teologia o in scienze religiose. Poi questa biblioteca è anche collegata al centro studi biblici e ha un settore anche più divulgativo per offrire ai corsisti la possibilità di consultare o di approfondire ciò che viene trattato nei corsi. Poi un altro settore che noi abbiamo curato è il settore patristico. Abbiamo tutte le opere, la raccolta completa di una collana, la Sus Chrétienne, oltre 520 volumi, completa in francese, ma che consente tutte le opere. Poi abbiamo tutte le opere di Sant'Agostino, di Sant'Ambrogio e tanti altri padri della Chiesa. Poi abbiamo un settore teologico, un settore storico e un settore della storia delle religioni.